passo, che sapevamo di dover affrontare, nel ricordo di Chiara, nell'essere consapevoli che, anche lei avrebbe voluto la verità. Non ha mai smesso di chiedere la verità alla famiglia di Chiara Iaconis, con papà Gianfranco, mamma Cristina e la sorella Roberta. La Procura di Napoli ha chiesto il rinvio a giudizio per omicidio colposo in concorso per i genitori del tredicenne prosciolto perché non imputabile dall'accusa di aver lanciato la statuetta nel pomeriggio di domenica 15 settembre 2024, quando Chiara con il fidanzato stava camminando nei quartieri spagnoli prima di lasciare Napoli. L'udienza davanti al GUP è fissata per il prossimo 26 giugno, piena fiducia nella magistratura da parte della famiglia di Chiara. La magistratura, secondo noi, ha lavorato molto bene, ha lavorato con un certo puntiglio, non tralasciando nulla, e si è giunti alla giusta conclusione di quella che è questo iter di indagini. I genitori del ragazzo hanno sempre dichiarato tramite i loro avvocati la loro estraneità alla vicenda. La statuina lanciata non sarebbe di loro proprietà e chiedono che il figlio venga scagionato nel merito, non perché minore di 14 anni. Per questo hanno impugnato la sentenza di proscioglimento del ragazzo. La prossima settimana ci sarà intanto un nuovo incontro tra i legali che li assistono e la famiglia di Chiara Iaconis. Ci aspettiamo e ci auguriamo che si vada al processo, sì. Cioè noi dobbiamo dare un senso a tutto, cioè che ci sia un responsabile, è indubbio. Chi sia questo responsabile ancora non è stato accertato, però insomma, noi vogliamo che ci sia una giusta conclusione alla tragedia che ci ha colpito.